dire che davvero in Veneto ci sono molte urgenze e criticità ambientali. Nel frattempo purtroppo vedo che il tuo video va e viene e vabbè, comunque la tua voce si sente chiara. Ecco, allora passiamo a rassegnare anche la terza questione. Allora, noi abbiamo anche un territorio in Veneto che è un territorio afflitto anche da criticità ambientali, ma anche da l'elemento, diciamo così, ecco, da una vulnerabilità idraulica. Anche questa è conclamata. Noi sappiamo che ciclicamente, ecco, periodicamente, con un tempo di ritorno probabilistico che va tra gli 80 e 100 anni, il Veneto viene colpito da una grandissima, ecco, come dire, da una catastrofe idraulica, e cioè il Piave con le sue intumescenze, ecco, potrebbe colpire nuovamente il territorio del Veneto. Quindi siamo consapevoli di questa pericolosità idraulica che colpisce un territorio che è sempre più vulnerabile. Cioè, mentre la pericolosità idraulica, potremmo dire, rimane sempre la stessa, ecco, invece abbiamo un territorio che è complessivamente più urbanizzato, più densamente popolato, e qui aumenta il rischio. Il concetto di rischio è diverso dal concetto di pericolo idraulico, e cioè il pericolo idraulico è 1 metro d'acqua. Bene. 1 metro d'acqua però su un campo di grano determina un rischio idraulico basso, ecco, potremmo dire. Mentre, perché naturalmente questo deriva il rischio dalla combinazione, ecco, del concetto di pericolo con quello della vulnerabilità. Quindi col metro d'acqua su un campo di grano determina un rischio idraulico basso, mentre 1 metro d'acqua su una scuola determina un rischio idraulico elevato. Allora noi abbiamo un territorio che complessivamente si è molto più urbanizzato rispetto al 66, e quindi questo determina un rischio molto più elevato. Allora, noi sappiamo che appunto dal 70 discutiamo di un tema che è quello appunto degli interventi per la sicurezza idraulica del Veneto. Ci fu allora la Commissione De Marchi che ipotizzò una serie di interventi che prevedevano delle aree di espansione, quindi delle casse di espansione per la Piave, per il fiume Piave. Allora, quindi diciamo così, fin dagli anni 70 ne parliamo di questo aspetto, cioè di questi possibili interventi. Arriviamo dopo 50 anni che, come dire, ancora questi interventi, ecco, di sicurezza idraulica non si sono fatti, mentre naturalmente si sono spesi miliardi, ecco, per fare altre opere che dal mio punto di vista, ecco, forse sono poco utili, ma forse politicamente molto più remunerative. E cioè, ad esempio, fare una strada, ecco, che attraversa il Veneto, forse politicamente più, come dire, dà più visibilità che non fare delle opere, ecco, per la sicurezza idraulica. Allora, il piano De Marchi, diciamo così, ecco, prevedeva una serie di interventi, anzi una cassa di espansione in particolare, ma attualmente però cosa decide di fare la Regione del Veneto? E qua lascio a te la parola. Ecco, si passa appunto da quel progetto. Allora, praticamente succede questo, no? C'è questo rischio idraulico. Tu dicevi che quello che la variabile negli anni è stato il consumo del suolo, l'aumento di presenza degli insediamenti umani lungo il Piave, e il resto è rimasto probabilmente costante, no? Io credo che ci sia un'ulteriore aggravante, quella dei cambiamenti climatici, dei fenomeni estremi, che potrebbero in ogni caso in qualche modo aggravare ancora di più la situazione, il rischio idraulico per le popolazioni rivierasche del fiume Piave. E quindi bisogna intervenire, bisogna fare appunto delle casse di espansione. Su questo sono tutti concordi. Diciamo che ci sono questi studi, ci sono 5 siti che sono considerati idonei. Il primo, per quanto riguarda le caratteristiche, fattibilità e quant'altro, è Ponte di Piave,
Però accade che la Regione Veneto, in particolare con accelerata dal 2017, impone la scelta, anche attraverso un carteggio con gli organi ministeriali, relativo a Ciano del Montello. Ciano del Montello, ricordo, è un'area tutelata a nome dei 503 milioni di cittadini europei, in quanto facente parte della rete Natura 2000. È un sito di importanza comunitaria e una zona di protezione speciale, ovvero è tutelato in base a due direttive comunitarie di tutela ambientale, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli. Fare questo bacino di espansione, queste casse di espansione, queste enormi 4 casse di espansione, prevede praticamente radere il suolo tutta questa area. Si parla di 500 ettari circa, 200 riguardano aree che tutelano specie prioritarie. Vuol dire cancellare ogni forma di vita, perché vuol dire fare dei movimenti terra, pensate, per 20 milioni di metri cubi, con la realizzazione, per quanto riguarda un progetto preliminare, di 13,5 chilometri di muri alti fino a 8 metri in cemento armato, in un'area naturale pregiatissima per la presenza in particolare di flora. Ci sono delle orchidee rarissime e fauna, oltre a un paesaggio stupendo che è come quello delle Grave, è unico in tutto il Veneto per estensione e per presenza di habitat tutelato dall'Unione Europea. Ecco, perché qui e non a Ponte di Piave? Il sospetto che è venuto a molti è che a Ponte di Piave nel tempo sono state messe diverse coltivazioni, diversi ettari di coltivazioni di prosecco, e che quindi questa nuova produzione, che è balzata alle cronache regionali per i record, ma anche per tutti gli effetti collaterali. Io mi sono occupato, per quanto riguarda il prosecco, della questione dei pesticidi, la deriva dei pesticidi, i disboscamenti, i movimenti terra, gli smotamenti. Hanno messo prosecco ovunque, dove ci sono anche pendenze importanti, cambiamenti climatici, eventi estremi, acquazzoni e smotamento del terreno, con problemi di dissesto idrogeologico causato da questa coltivazione. Bene, questa coltivazione adesso pare in qualche modo, ma non c'è certezza perché non c'è molta trasparenza in questa vicenda, sia andata a influire anche sulla scelta di dove fare le casse di espansione. Quindi si preferisce fare le casse di espansione in un'area naturale protetta a nome di 500 milioni di cittadini europei. Si preferisce distruggere un'area del genere piuttosto che andare a fare un intervento che è comunque ambientalmente importante, perché non è che sia una passeggiata anche a Ponte di Piave, ma perlomeno non abbiamo un sito protetto, perlomeno rinunceremo a qualche centinaio di ettari di vigneti, di prosecco. Ecco, anche questa è una scelta poco trasparente. Il ministro dell'ambiente del precedente governo auspicava, come molti di noi, che venisse adottato il processo dei contratti di fiume per poter scegliere con la massima trasparenza e la massima partecipazione quale dovesse essere il sito di queste casse di espansione lungo il Piave. Questo non è stato fatto, tant'è vero che qui a marzo la giunta regionale ha deciso con una delibera di indire un bando per il progetto esecutivo da farsi proprio a Ciano del Montello, per queste casse che vanno a intaccare quest'area naturale protetta. Come se oggigiorno il Veneto, che è in cima alla classifica delle regioni che più consumano suolo, si potesse permettere ancora di perdere aree così importanti di ambiente, di biodiversità. Ecco, quindi anche questo è veramente una cosa sconsolante, perché io sono in consiglio regionale, sono in commissione ambiente, sento parlare dalla mattina alla sera di tutela dell'ambiente, di tutela della biodiversità, di sostenibilità, tante belle parole che poi nei fatti si traducono in questi scempi ambientali, senza valutare in fondo i progetti e senza coinvolgere le popolazioni. Quindi è a mio avviso
è uno sgarbo istituzionale gravissimo quello che la Regione Veneto ha deciso di fare nei confronti del governo del Ministero dell'Ambiente nel momento in cui, invece di lanciare questo percorso partecipato dei contratti di fiume, decide a tavolino, nel chiuso del palazzo, il progetto lo faccio lì. Naturalmente lo fa con i soldi pubblici. La valutazione di questo progetto, perché l'hanno voluto inserire addirittura nel piano regionale di resilienza per farsi dare i fondi del Recovery Fund, ammonta a 80 milioni di euro. Questa cifra che è ricorrente nei disastri che vi sto raccontando oggi, perché 80 milioni di euro sono i soldi che potrebbero essere incamerati sull'estrazione di 4 milioni di metri cubi di Gaia sottofalla a Cava Moganella. 80 milioni di euro sono i soldi pubblici che servono per realizzare questa imponente opera. Anche qui c'è stata una grande mobilitazione e il problema è che la Regione Veneto, non curante anche dei sindaci, pensate, ci sono una decina di sindaci, ma non solo sindaci, consigli comunali, quindi tutte le comunità locali, quindi da destra a sinistra, tutti hanno votato degli ordini del giorno per dire no, non tuteliamo questa area naturale unica in Veneto, unica in Italia, e facciamo queste opere necessarie, doverose, laddove si creano meno danni. Ecco, questo è quello che accade nel Veneto di oggi, un Veneto dove abbiamo registrato, come dicevi e ricordavi prima, dei picchi incredibili anche di mortalità, e per me non mi sorprendo sapere che dove c'è inquinamento c'è anche maggior mortalità anche da Covid, perché è logico, quando abbiamo una popolazione sottoposta a determinati inquinamenti e quindi con il fisico più stressato, è logico che dopo anche le malattie, le pandemie trovino terreno più fertile, ma questo è naturale. Noi è da 15 anni che in Veneto respiriamo aria avvelenata, aria in violazione della direttiva sulla tutela della qualità dell'aria. E non mi sto inventando niente, perché l'Italia, grazie anche al Veneto, è già stata condannata 2 volte, nel 2012 e nel 2020, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, proprio perché stiamo violando questa direttiva, facendo respirare ai nostri cittadini da anni aria avvelenata, ovvero con concentrazioni di inquinanti superiori a quelli previsti dai limiti di questa direttiva. Grazie Andrea, e nel frattempo, mentre tu appunto concludevi questa terza parte dedicata alle casse di espansione di Ciano, è tornato in studio Marino Zamboni, che è il co-conduttore di questa trasmissione, co-ideatore. Marino Zamboni è l'animatore, il presidente dell'associazione Brenta Sicuro, che è, diciamo così, per la